L'unico fuorilegge, il 28enne poliziotto che ieri sera a Paese ha travolto e ucciso con l'auto il 17enne di Morgano, Davide Pavan. L'investitore arrestato tornava da una festa con gli amici del rugby. È stata la fidanzatina di Davide a dare per prima l'allarme, poi l'arrivo dei genitori, la mamma svenuta per lo shock, la rabbia dello zio, lo strazio dei compagni di scuola del Planck. Fra 3 giorni dovevano andare tutti in gita. Siamo vicini alla famiglia per questa tragedia. Il messaggio di cordoglio del questore di Treviso: sconvolta la squadra del rugby Paese dove militava l'agente 28enne. Drammatico schianto a Sandona di Piave tra un camion ed un'auto con a bordo una famiglia di Conegliano ferita in modo grave, mamma e figlia di 1 anno e mezzo. Hanno percepito il reddito di emergenza per oltre 200.000 euro ma non potevano ottenerlo perché già a carico dello Stato. 101 richiedenti asilo individuati dalla Guardia di Finanza. Adunata nazionale degli alpini, 1 milione di spettatori incollati alla TV ieri per seguire la diretta non stop dello sfilamento delle penne nere sulle reti media nord-est, il 71% degli spettatori delle TV locali venete. Nuovo ponte di Vidor dopo le polemiche di questi giorni, primo vertice tra sindaci e Veneto Strade, incontro aggiornato la prossima settimana. I 4 droni della Polizia Locale di Treviso sono i primi in Italia ad essere riconosciuti come aeromobili di Stato. Ciò consentirà un uso più tempestivo negli interventi più urgenti. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Subito il nostro sondaggio di oggi dedicato alle mascherine. A scuola e al lavoro con la mascherina è giusto? A questo vi chiediamo di rispondere facendo una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Come sempre il risultato del nostro sondaggio questa sera in diretta nel corso di Ring, in onda a partire dalle 21:15. Ed apriamo con la cronaca perché era condotta da un poliziotto della questura di Treviso, messosi al volante in stato di ebbrezza l'auto che ieri sera ha travolto e ucciso un 17enne in scooter a Paese. L'automobilista è stato arrestato e posto ai domiciliari. Io ho visto troppi pezzi di motorino là, andava troppo forte. Si può correre a 200 all'ora, a 150 all'ora così. Alessio Pavan ha visto il nipote steso a terra senza vita ieri sera in via Olimpia a Paese. Non erano neppure le 23 quando sul tratto davanti alle Serre Gazzola la Volkswagen condotta da un poliziotto di 28 anni della questura di Treviso, Samuel Seno, che si era messo poco prima al volante in stato di ebbrezza, affrontando una curva ha invaso la corsia opposta scontrandosi con lo scooter di Davide Pavan, 17 anni appena, di Morgano, che tornava dalla casa della fidanzatina a Castagnole. L'impatto è stato devastante, l'auto ha terminato la sua corsa sulla pista ciclabile. Davide è stato sbalzato di sella e per lui è stato vano ogni disperato tentativo di rianimazione. Sottoposto dai carabinieri all'alcol test, l'automobilista è risultato avere nel sangue un tasso di alcol di circa 1,5 grammi per litro, vale a dire 3 volte il consentito. L'incidente è successo perché questo personaggio qua correva così forte che lui non ha visto nessuno e corri. E cosa hai trovato? Ho trovato Davide. Che Davide comunque era sulla sua strada, lui è andato tutto dall'opposto, ma come si fa ad andare di là? Uno così alla fine, non so neanche come farà a vivere uno così. È stata la fidanzatina a notare, geolocalizzando il telefono, che Davide era fermo da una decina di minuti nello stesso tratto e al papà ha detto: si sarà rotto lo scooter, andiamo a vedere. Ma arrivati sul posto si sono trovati di fronte a una scena straziante. Che ragazzo era Davide? Davide? Ma era tranquillo, speciale. Si voleva un bene con sta morosetta, guarda. Si volevano veramente bene. Il poliziotto alla guida dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale e posto agli arresti domiciliari, una vicenda che ha profondamente sconvolto la questura trevigiana. Ho seguito la vicenda da ieri sera, sono estremamente addolorato per il lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo. Esprimiamo tutto il nostro dispiacere, il nostro, anche di tutti gli appartenenti qua alla Polizia di Stato, in particolar modo della questura di Treviso, e siamo dispiaciuti del coinvolgimento di un nostro collaboratore.
Sconvolto e arrabbiato il sindaco di Morgano, Daniele Rostirolla. Sulle strade si corre troppo, ripete al Planck, scuola che il 17enne frequentava. I compagni hanno deciso di sospendere la gita prevista per giovedì. È una vicenda dura che mi lascia veramente esterrefatto, rammaricato, arrabbiato e sicuramente ancora le gambe tremanti per la notizia di una giovane vita spezzata a 17 anni, un ragazzo che aveva la vita davanti, non si può rimanere indifferenti, lo dico da padre. Gli occhi del sindaco Daniele Rostirolla si fanno lucidi mentre parla di Davide Pavan, morto mentre rincasava a bordo del suo scooter. La famiglia, che abita in via Molin Cappello, è molto conosciuta. Il papà Claudio ha una ditta di escavazioni. La mamma Barbara, arrivata sul luogo dell'incidente ieri sera, è stata colpita da malore. La coppia ha anche un altro figlio più piccolo, Nicola. Ripete di essere arrabbiato il sindaco di Morgano. Sulle strade si corre troppo. Come piste di decollaggio, come pista di Formula 1, ma non c'è un'educazione ancora matura per poter fare in modo che almeno dal punto di vista umano, dal punto di vista terreno, e non parlo di altro, si possa cercare di risolvere e quantomeno mitigare questo fenomeno delle stragi. Di cui Davide è vittima senza colpa, lui che racconta la dirigente dell'ITIS Max Planck di Lancenigo, dove il 17enne frequentava la quarta B-automazione, era uno che rispettava le regole. Davide era un ragazzo normale, sicuramente un ragazzo introverso ma rispettoso anche dei limiti. Ecco, un compagno mi ha detto, a Davide piaceva molto la moto, però se doveva correre veloce andava a correre nei campi, lui per strada non correva mai forte, quindi anche il rispetto delle regole lo contraddistingueva. Ecco. La notizia della morte del 17enne si è sparsa questa mattina tra i compagni di scuola attraverso le chat dei ragazzi ed è stato, racconta Paul, un profondo shock, tanto che gli stessi amici di Davide hanno chiesto di sospendere la gita a Custoza che tutti insieme dovevano fare questo giovedì. Abbiamo cercato di essere vicini ai ragazzi, mandando in classe una docente che ha fatto un percorso di formazione e di elaborazione del lutto per stare vicino a questo primo momento, però sono notizie devastanti. Abbiamo anche chiamato la famiglia esprimendo la vicinanza dell'istituto, sono venute anche le rappresentanti dei genitori di questa classe, proprio a testimonianza di una vicinanza, ma è veramente poco quello che si può fare per due genitori in questa situazione. E dolore e grande sconcerto a Paese, dove l'incidente si è verificato al termine della festa appunto alla quale aveva partecipato il poliziotto che ha travolto il 17enne. Samuel Seno, agente dell'ufficio immigrazione della questura, aveva trascorso la serata con i compagni del rugby Paese a poche centinaia di metri dal luogo in cui di lì a poco si sarebbe consumato il dramma della morte di Davide Pavan. Una stagione positiva, un quarto posto insperato. Ai compagni e alla società aveva annunciato che quella appena disputata era l'ultima partita con la maglia del Paese. Voleva forse cambiare squadra o addirittura smettere di giocare. Quale che fosse il motivo, il suo saluto è stato giustamente festeggiato. Qualche birra, poi la decisione di mettersi in macchina per rincasare verso Santabona. Dispiace perché si possono evitare certi incidenti. Questa volta è toccato questo ragazzo 28enne, sì, purtroppo rientrava da un festeggiamento, tra l'altro a conclusione del campionato. Straziante per tutti, penso anche per lui, perché tante volte, ripeto, questioni di distrazioni, di attimi, e in questi attimi si possono cambiare le vite, le sorti agli altri. Un dolore che coinvolge direttamente il rugby Paese, che non è rimasto indifferente alla tragedia che si è consumata poco lontano dalla sede, da cui Samuel era partito da una manciata di minuti. Ben voluto, ben considerato, un ragazzo d'oro, dicono tutti. I compagni lo hanno raggiunto sul posto. Il presidente Pierluigi Pozzeboni interpreta tutto lo strazio di un ambiente che con i giovani e i giovanissimi lavora quotidianamente. Un episodio grave, un episodio di dolore enorme. Non posso che essere vicino alla famiglia di quel ragazzo, sicuramente. Sono il presidente, ma sono anche un genitore, sono un papà, e cose del genere ti uccidono. Quindi la mia presenza per quella famiglia è enorme e posso solo che essergli vicino nel dolore, sapendo anche che la mia vicinanza non potrà togliere il loro dolore, però è così, da parte mia e di tutto il rugby Paese, sicuramente sì.
E proprio oggi sulla sicurezza stradale è stato firmato un protocollo in regione. Sentiamo. Parte la nuova campagna regionale sulla sicurezza stradale con la novità dei messaggi veicolati in contenuti e percorsi didattici nelle scuole all'interno delle ore di lezione di educazione civica per oltre il 500.000 di studenti veneti. Il progetto riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi complessivamente e potenzialmente può raggiungere tutti i nostri studenti, sia delle scuole statali che paritarie. E in realtà il progetto cerca di mettere assieme competenze tecniche e contenuti, messaggi fondamentalmente da dare in tema di educazione stradale e modi comunicativi e didattici affinché questi contenuti arrivino efficacemente ai nostri studenti. Tornano così le auto accartocciate e incidentate fuori dalle discoteche e con esse anche gli spot shock con immagini inquietanti su come la distrazione alla guida possa rendere una persona anche meno amata. Soltanto alcune del corollario di iniziative del progetto pilota in tutta Italia con il Veneto capofila e che vede insieme con la scuola le società autostradali e la nostra regione. Non dimentichiamoci che ad esempio la scuola è chiusa d'estate, ma sono aperte le discoteche, quindi sono luoghi di aggregazione importanti per comunicare con i ragazzi. Oggi la firma del protocollo per l'insegnamento dell'educazione stradale tra i giovani. E quindi i budget non saranno più singoli budget investiti per iniziativa a tutela della sicurezza stradale, ma sarà un unico budget che verrà poi gestito in base a, alle esigenze del mondo della scuola, che intercetta e parla a 561.000 ragazzi. E schianto nel pomeriggio sulla bretella San Donano Venta, un'auto con a bordo una famiglia di Conegliano formata da papà, mamma e una figlia di 1 anno e mezzo si è scontrata contro un camion, ferite in modo grave la mamma e la bimba trasportate con l'elisoccorso all'ospedale di Mestre. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e coadiuvato i soccorsi sanitari del 118, illeso l'autista del camion, deviazioni in loco al traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un paio d'ore. Ed ancora cronaca, hanno chiesto e percepito il reddito di emergenza assegnato alle persone in ginocchio nel pieno della pandemia, ma non ne avevano diritto in quanto ospiti di centri di accoglienza a carico dello Stato. Individuati dalla Guardia di Finanza di Treviso 101 migranti che ora saranno sanzionati, mentre l'INPS avvierà il recupero delle somme indebitamente percepite. Hanno percepito senza averne i requisiti il reddito di emergenza, misura stabilita dal governo nel 2020 e successivamente rinnovata per sostenere le persone e le imprese in difficoltà economica a causa della pandemia. Sono 101 i migranti individuati dalla Guardia di Finanza di Treviso quali indebiti percettori della misura di sostegno per un totale di oltre 200.000 euro. Non ne avevano diritto in quanto privi di uno dei requisiti principali, ovvero la non ospitalità presso strutture poste a carico integrale dello Stato, quindi oltre a quelle sanitarie anche i cosiddetti centri di assistenza, centri di accoglienza straordinaria per stranieri. I 101 soggetti sostanzialmente erano soggetti provenienti da paesi dell'Africa centrale e subsahariana che erano alloggiati presso i principali centri di accoglienza straordinaria della provincia. Dalla caserma Serena all'ex Zanusso alle strutture di accoglienza di Vittorio e Onè. Alcuni di questi 101 stranieri sono ancora ospitati nei centri, altri se ne sono nel frattempo andati. Tutti sono stati individuati e segnalati alla prefettura di Treviso. Per l'irrogazione delle relative sanzioni che arriveranno fino a 600.000 euro, oltre che la segnalazione all'INPS per il recupero delle somme sin qui indebitamente percepite dai soggetti e l'immediata interruzione dei relativi contributi ancora in essere. Non è escluso che l'indagine abbia un seguito volto ad accertare se vi siano anche altre persone coinvolte nella frode. Chiaro che sostanzialmente possono esserci degli sviluppi che ci riserviamo di produrre e finalizzati proprio all'individuazione di un eventuale sistema posto a sostegno di queste condotte illecite.
Nessun tentativo di rapimento, ma solo un equivoco. Sono bastate poche ore ai carabinieri per risolvere il giallo che aveva messo in allarme non poche famiglie di Mogliano. Una madre aveva raccontato su Facebook che 2 uomini e una donna di Carnagione Olivastre da Cento dell'Est avevano tentato di rapire la sua bambina di 4 anni nei pressi del sottopasso pedonale della stazione. Il fatto era accaduto sabato mattina. Il caso aveva sollevato allarme e paura. Grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona visionate dai carabinieri, si è appurato che le persone erano solo accorse in aiuto della giovane mamma che con i suoi 2 figli, il più piccolo di 4 mesi nel marsupio, era stata vista in difficoltà nell'affrontare la scalinata in salita. Oltre 1 milione di telespettatori per il gruppo Media Nord-Est, dati d'ascolto da Record per le nostre emittenti che hanno seguito nella giornata di ieri in diretta per oltre 10 ore lo sfilamento delle penne nere, ultimo atto della 93esima Donata Nazionale degli Alpini. Nel 2020 e nel 2021 ha partecipato attivamente alle iniziative proposte dalle istituzioni a causa della pandemia di Covid-19 con più di 1000 volontari sparsi su tutto il territorio della provincia. Una diretta non stop seguita da 1 milione di telespettatori per le emittenti del gruppo Media Nord-Est che hanno seguito il lungo sfilamento delle penne nere a partire dalle 9 del mattino, realizzando così con oltre 10 ore di diretta il 71% di share di tutte le emittenti locali del Veneto. 100 anni con i nostri vecchi, altrettanti ci auguriamo con i nostri giovani. Su alla Croce de Barbaria, se tu sei spossente, tu vola via, ma qua le radici ci sono tutte, qua la storia c'è tutta. Lo spirito di sacrificio e abnegazione dei nostri alpini, valori che da sempre veicolano attraverso il loro operato quotidiano nella comunità. Li abbiamo visti impegnati nei centri vaccinali, tirarsi sulle maniche, rimettere in piedi un ospedale in pieno Covid al servizio delle persone più fragili, quando in pieno lockdown c'era bisogno di tutto, cibo, mascherine e medicinali. Alpini sempre pronti per le missioni di pace, sempre pronti sì, ma per le missioni di pace. Direi che è una bella affermazione, direi che è un'affermazione che merita una sottolineatura, merita il riconoscimento che a distanza di 100 anni dalla propria Costituzione l'Associazione Nazionale Alpini si è guadagnata sul campo. Il gruppo Media Nord-Est da sempre a fianco delle penne nere ha voluto raccontare passo dopo passo questo ritorno alla normalità, una donata finalmente in presenza, seguita da oltre 1 milione di telespettatori grazie alle televisioni del gruppo Media Nord-Est. Linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, subito dopo parleremo del nuovo ponte di Vidora, tra poco. E rieccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo ora di viabilità e del nuovo ponte di Vidor, vertice questa mattina nella sede di Veneto Strade. Ponte di Vidora si è concluso con il rinvio ad un ulteriore vertice in programma tra una decina di giorni, il summit presso la sede di Veneto Strade per cercare una soluzione al problema del collegamento tra Vidora e la Feltrina, evitando lo storico manufatto, una questione che ora vede opporsi da un lato i sindaci che caldeggiano il progetto del 2014 definito con la provincia, dall'altro Veneto Strade che propone un nuovo progetto con un nuovo tracciato, meno costoso ma che secondo le amministrazioni locali avrebbe un impatto notevole di traffico sui centri dei paesi. Attorno ad un tavolo stamane i rappresentanti dei comuni di Vidor, Crocetta, Valdobbiadene, Cornuda, la provincia, il direttore generale di Veneto Strade Silvano Vernizzi ed il consigliere regionale Tommaso Razzolini. Il direttore Vernizzi che ha dato comunque una possibilità di un'apertura, e questo è positivo, nei confronti delle istanze e delle volontà dei comuni. Da qui bisognerà lavorare, adesso ci siamo dati appuntamento fra una settimana, 10 giorni per un altro incontro, perché durante
la mattinata di oggi. Insomma, sono emerse delle perplessità e dei punti di vista sia da parte delle amministrazioni comunali che da parte di Veneto Strade da valutare e da studiare bene. Al prossimo incontro parteciperà anche ATS per la questione collegata all'ampliamento del depuratore di Covolo. Oltre 8 milioni di tamponi effettuati e più di 130.000 vaccinazioni è il bilancio dell'attività delle farmacie nell'ultimo anno e a settembre potrebbero tornare in campo anche per la quarta dose a tutti. Un autunno da 20 milioni di contagi, a poche ore dalle dichiarazioni del presidente AIFA Giorgio Palù, che ha annunciato per settembre la valutazione sull'eventuale somministrazione della quarta dose a tutta la popolazione. Il virologo Fabrizio Pregliasco scommette sulla stagionalità del virus, avvertendo del possibile rialzo dei contagi con la fine dell'estate. E se la quarta dose è già sdoganata per fragili e ultra ottantenni, saranno con tutta probabilità medici, infermieri e farmacisti i prossimi a ricevere il vaccino aggiornato con la variante Omicron. Ci sarà una chiamata generale per quel che riguarda il nostro comparto. Probabilmente nell'autunno rivedremo una recrudescenza. Sarà da capire se appunto rimarremo su delle varianti che saranno gestibili a livello domestico, come sta avvenendo adesso per la Omicron, e quindi il sistema sanitario non riceverà un grande impatto. E nel momento in cui decideranno per la quarta dose per tutti, credo che chiederanno una mano alle farmacie, le farmacie risponderanno presente. Una campagna, quella vaccinale, che nelle farmacie del Veneto ha raggiunto numeri da record. 31.000 vaccini, le farmacie che sono state attive da questo punto di vista sono state 284, in parte o in toto. Così come importanti sono i numeri dei tamponi. In Veneto, nel periodo della pandemia, dal 29 di dicembre, quando è stata autorizzata la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia, fino al 28 di aprile, quindi fino all'altro ieri, sono stati eseguiti 8.435.000 tamponi. ULSS Scaligera al primo posto per tamponi effettuati nelle farmacie, Marca Trevigiana al secondo posto con 1.670.000 tamponi effettuati. Dopo la lunga fase di sperimentazione è ormai in via di ultimazione il cronoprogramma per la dotazione del taser alle forze di polizia di numerosi comuni italiani. Da oggi la pistola a impulsi elettrici è in dotazione alle forze dell'ordine anche a Treviso, come in altri 8 comuni italiani. Il taser, ha spiegato oggi il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, è uno strumento di deterrenza importante, un'arma non letale di difesa e non di violenza, un mezzo che offriamo a uomini e donne in divisa per tutelare la propria incolumità e per questa via la sicurezza dei territori e dei cittadini. Ed è di oggi la notizia che i 4 droni in dotazione alla Polizia Locale di Treviso sono primi in Italia ad essere riconosciuti come aeromobili di Stato. Il Ministero dei Trasporti ha certificato che i nostri droni sono aeromobili di Stato. Questo ci permetterà di avere un iter autorizzatorio molto più semplificato, quindi saremo più efficienti e efficaci nella nostra azione di controllo del territorio. Il comando della Polizia Locale di Treviso è il primo in Italia a vedere riconosciuti i droni come aeromobili di Stato, un importante passo che consentirà ai vigili trevigiani di intervenire con maggiore tempestività, soprattutto nel caso di interventi urgenti, come ad esempio gli incidenti stradali. Ultimamente, proprio in tema di infortunistica stradale, siamo riusciti a far ricostruire un incidente che era molto complicato e grazie a questo rilievo fatto dal drone abbiamo potuto fornire alla magistratura tutti i dati per una ricostruzione molto particolareggiata. Potranno quindi essere potenziate le attività di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza ausiliaria, di prevenzione e repressione in materia ambientale e di sorveglianza in determinate aree della città. Sicuramente un grande traguardo che è iniziato ancora nel 2019 con la formazione di questo nucleo di piloti. Siamo arrivati a 7 piloti, all'acquisto di 4 droni, quindi sicuramente essere il primo comando in Italia ad avere questa decretazione per noi è un grande risultato e frutto di un impegno anche dell'amministrazione, che ha investito notevoli risorse economiche per questo progetto. Si chiama Vela for All ed è un simulatore per avvicinare allo sport della vela i pazienti paraplegici e tetraplegici dell'Oras di Motta di Livenza. Il progetto è di Andrea Stella.
Nautica e disabilità si incontrano nel nuovo progetto Vela for All con un unico scopo: migliorare la qualità di vita delle persone con paraplegia e tetraplegia. 8 pazienti dell'Oras di Motta di Livenza impareranno ad andare in una piccola barca a vela grazie a delle sedute di allenamento su di un'imbarcazione della classe ANSA installata su un simulatore. Durante le lezioni verrà ricreato anche il vento. Dopo un mese di corso agli allievi sarà possibile anche la prima uscita in mare. Quindi una persona che muove solo il mento riesce da solo a guidare la barca. Si realizza un sogno. Si realizza un sogno perché per avviare una persona alla vela, quando ci sono queste limitazioni così importanti, serviva una struttura come Oras, quindi un ospedale riabilitativo che mettesse insieme le competenze dei velici, della Lega Navale, dello Spirito di Stella, insieme a quelle mediche e fisioterapistiche. Con il supporto di un'equipe medica multidisciplinare completa e di tecnici di straordinario valore si potrà ridare nuove prospettive di vita ai pazienti in riabilitazione. In particolare quelli che hanno lesione dei 4 arti, per cui i tetraplegici. Vorremmo provare in loro dei sistemi di comando e vedere come questo tipo di attività possa facilitare, diciamo così, la qualità di vita di loro una volta ritornati a casa. Partiamo proprio dal medico, dal fisioterapista, che ci daranno la garanzia che quello che stiamo facendo non crea innanzitutto un danno alla persona, funziona e va bene. E quindi per questo è sperimentale, per questo è unico a livello mondiale. Siamo soddisfatti perché siamo riusciti a mettere insieme le risorse del nostro ospedale, dell'iniziativa Lo Spirito di Stella, della nostra ULS e della Lega Navale, quindi tanti attori diversi, compreso il produttore della barca a vela e che si è reso molto disponibile per questa sperimentazione e anche poi per implementarne l'uso nel futuro nella pratica quotidiana. Il mare è un ambiente libero e senza barriere. Navigando puoi dimenticarti della sedia a rotelle, tornare a un grande senso di normalità. D'ora in poi il sogno di alcuni pazienti potrà diventare realtà. Sicuramente sarà una bella esperienza. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano con la tragedia della montagna che si è verificata ieri pomeriggio. Precipita dal Picco de Roda e perde la vita. La vittima è un escursionista friulano di 48 anni. Lancia l'allarme e poi precipita. È morto così Carlo Ghedin, l'escursionista di 48 anni residente a Poceni in provincia di Udine, che ieri attorno alle 14, dopo essere caduto dal Picco di Roda, prima di precipitare è riuscito a chiamare il 118. Ghedin si è reso conto di essere in estrema difficoltà sopra un salto di roccia, ma dopo la sua richiesta d'aiuto non ha più risposto alla centrale del SUEM che cercava di localizzarlo. L'equipaggio dell'ambulanza è riuscito comunque ad individuare il corpo senza vita dell'escursionista precipitato per un centinaio di metri sotto il sentiero di Cresta. La salma è stata ricomposta e trasportata al campo di calcio di Nebbiu per essere affidata al carro funebre. Secondo una prima ipotesi, Carlo Ghedin si trovava in prossimità della cima del Picco di Roda quando ha perso l'equilibrio scivolando lungo la ripida parete laterale, da dove ha potuto solo lanciare l'allarme prima di ruzzolare tra le rocce. Il Picco di Roda è una cima isolata che si raggiunge dopo aver superato un ghiaione, scarsamente frequentata, forse a causa dell'importante dislivello, ma dalla quale il panorama è a perdita d'occhio. Carlo Ghedin lavorava alle dipendenze di un'azienda agricola. Grande appassionato di montagna, il 48enne lascia il papà e 2 fratelli. L'intelligenza artificiale sbarca in ULS Dolomiti e gli ospedali si dotano di tecnologie all'avanguardia. Un software top di gamma a servizio delle gastroenterologie degli ospedali di Belluno e Feltre, un altro per le radiologie degli ospedali di Belluno, Feltre, Agordo e Pieve di Cadore, capace di intercettare anzitempo l'insorgenza di un ictus per garantire al paziente un intervento sanitario adeguato alle necessità. L'ULS Dolomiti investe e innova le proprie dotazioni per la diagnostica per migliorare le opportunità di cura dei pazienti. L'intelligenza artificiale è l'ultima novità, è una delle ultime novità, sono dei software
che aiutano molto i clinici, migliorano tantissimo la capacità diagnostica. Nel dettaglio, il software acquisito per le gastroenterologie di Belluno e Feltre può aumentare significativamente la capacità di diagnosi non rilevabile dall'occhio umano, anche se è esperto, e di elaborare rapidamente le immagini. Con queste tecnologie abbiamo dato un aiuto in più ai nostri gastroenterologi, che hanno una competenza clinica già molto consolidata, dove non occorre che noi diciamo molto di più, ma gli abbiamo dato una marcia in più. L'intelligenza artificiale garantita dal software acquisito dall'ULSS 1 è la seconda in Veneto dopo quella operativa all'ospedale di Padova, ma ci sono importanti novità anche in campo radiologico nella diagnosi di ictus. È un software che in qualche modo rielabora velocissimamente tutte le immagini TAC e consente di distinguere se c'è un ictus ischemico o emorragico, permettendo quindi di ridurre i tempi diagnostici. Questo sistema aiuta a distinguere questi due ictus e quindi indirizzare nei posti giusti nel tempo più rapido possibile. Un'altra applicazione di intelligenza artificiale che sarà operativa nelle TAC degli ospedali di Belluno, Feltre, Agordo e Pieve di Cadore. Un investimento importante, un'attenzione tangibile verso il territorio e i suoi cittadini con un'unica finalità. Cercare, laddove possibile, di dare il servizio migliore nel posto più vicino possibile. Dopodiché non sempre può essere sotto casa. Una notizia di cronaca, momenti concitati sabato sera intorno alle 22:30 in Piazza dei Martiri a Belluno, dove un uomo già noto alle forze dell'ordine è andato in escandescenza. Più di qualche cittadino ha chiamato il 113, l'equipaggio della volante ha trovato l'uomo sdraiato a terra, attorniato da un folto gruppo di curiosi armati di telefonini che, tra un video, risate e urla, non hanno di certo agevolato la situazione, che ha richiesto anche l'intervento dell'ambulanza. L'uomo è stato soccorso e trasferito al San Martino di Belluno. Uno sguardo ora alla nostra programmazione. Questa sera, come ogni lunedì, torna Ring a partire dalle 21:15. Ospiti in studio di Ferdinando Avarino, il senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega, Vanessa Camani del Partito Democratico, e poi alle 22:20 Fausto Biloslavo, giornalista del Giornale, e Sebastiano Favero alle 22:45, presidente nazionale dell'ANA. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'alta pressione si consolida su tutta la penisola, assicurando tempo stabile e via via più caldo. Avremo infatti un assaggio d'estate con valori da mese di giugno. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 10 maggio evidenzia una situazione del tutto tranquilla. Tanto sole con cielo sereno, seguito da alcuni temporanei addensamenti sulle zone montane, dove nel pomeriggio non si escludono degli acquazzoni. Temperature in aumento, minime tra 10 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 26 gradi con punte di 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo limpido, ma nelle ore pomeridiane qualche rovescio non si esclude sui rilievi. Temperature minime sui 13-17 gradi, massime sui 24-27 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Sole protagonista con cielo sgombro da nubi, salvo per qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime sui 26 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.